Mario. Cognome. Frongia. Data di nascita. Il 24/8/1960. Professione. Giornalista. Segni particolari. Rappresentativo. E tutti li rappresenta. Autorevole. Oltre che essere giornalista della Nuova Sardegna, giornalista della Gazzetta dello Sport, è anche presidente dell'USSI, cioè dell'Unione Stampa Sarda, e quindi insomma alla fine... Il dominus della cultura sarda adesso. Sì, quindi Mario. rappresentativo direi al massimo. Buongiorno Mario, bentornato. Grazie, è un piacere. Io le paste le ho portate per ringraziarvi. Sei tu che l'hai portata. Allora tutto il fardaggio dialettico crolla. Sapevo Unione che avreste Stampa detto Sportiva cose Italiana, scusa, io ho detto- No, sono tutte vere. Ho detto Le cose vere. Ho detto Unione Stampa Sarda, ma in realtà Sappiamo. per parlare di giornalisti sardi, Unione Stampa Sportiva Italiana, Esatto, USSI, sì. ok? Per Sì, essere è così. precisi è quella. Vabbè, insomma, poi le diciture sono comunque importanti, ma io voglio parlare di ciò che ti ha stimolato e spinto a fare questo mestiere, quindi a capire un po' come è nata in te la voglia di fare il giornalista. Bene. Insomma, tanto il piacere di giocare con l'italiano dalle scuole superiori, dalle medie, insomma, quindi leggere e fare, ti rimane sempre che scrivendo sembra che dici un pochino come sei fatto e racconti delle cose che gli altri magari arrivano a leggere, non tutte, sì. ma le leggono. E Quindi tra c'è l'altro questo poi tipo credo di- che oggi i giornalisti siano gli ultimi, o quelli dopo gli scrittori o con gli scrittori, che usano e devono usare per mestiere la punteggiatura, quella cosa sconosciuta. Altro che. Questo, Molti. certo, è chiaro, l'uso del linguaggio, l'uso dei codici di comunicazione è fondamentale, ma sul giornalismo dico questo, io ci arrivo molto per caso perché avevo fatto altri concorsi, mi piaceva fare diplomazia, il tipo di laurea, le cose mi intrigava girare il mondo. Invece è successo che un amico mi porta a seguire i mondiali di basket in Spagna nell'80, non mi ricordo quando, comunque sia, lì incontro una che leggevo su Repubblica ed era bravissima, una donna, allora adesso un po' le donne, sono Emanuela Audisio, che tuttora uno dei grandi, e con lei noi avevamo la macchina, loro invece erano con i pullman della nazionale, sì, e ci avevano portato in giro e io gli avevo detto guarda, faccio per ridere scrivere un giornalino, che poi era una cosa che facevo qui a Cagliari così, gli avevo mandato un pezzo, era un'intervista a Carlo Porceddu, che allora saliva l'avvocato, saliva in Federcalcio con i carichi nelle Stai parlando giurisprudenze degli anni 80? inizio degli anni 80. Quindi comunque sempre lo sport ti ha affascinato. Ma no, allora questa cosa di Porceddu era lo sport che lui faceva l'avvocato, io andavo lì a chiedergli, era difensore, faceva anche penale, quindi le cause sportive. io gli avevo mandato questa roba e mi ha detto guarda che secondo me ci puoi provare, ecco, è nata così. Bello, d'altronde fatto benissimo. credo un po' per tanti e per tutti Lui è anche un raffinato cultore, quando disquisisce la sullo regola sport, bisogna del darti, penso che mi piaccia o possa riuscire, mi sento nelle corde, e poi buttati, provaci. Sì, poi devi provare, ma guarda, c'è una cosa stranissima che accade, il giornalismo attualmente nelle graduatorie di piacere delle persone ha perso purtroppo moltissimo. Ma anche in futuro purtroppo ho letto delle statistiche che sarà una professione che andrà a perdere. Sì, ebbene, tra le altre cose che mi piace invece segnalare, curo un laboratorio di giornalismo alla facoltà di scienze della comunicazione. Sì, sappiamo, È una follia, sapete che i ragazzi veramente ambiscono a fare i giornalisti. Davvero? Ma sì, Non leggono nulla. Poi la mia prima domanda è: chi ha letto oggi l'Unione Sarda? Sono 70 la mia classe, sollevano la mano in 3. Solo? Sì, quindi un disastro. Però gli chiedi qual è l'ultima notizia di ieri e di oggi, tutti sanno Ebola, il sinodo del Papa, la vittoria del BAI. Voglio dire, sono attenti perché cammina tra social network, rimbalzo, passaparola, le radio, i siti web ovviamente e il loro pane. Questo per dirvi che da un lato la professione è disprezzata, ha perso in autorevolezza, detto che invece è lo specchio esatto della società che si racconta. Detto questo, i giovani, quelli che conteranno, non noi che siamo ormai il super passato, soprattutto lei che è il super passato. Grazie, ecco, Mario. i giovani invece vogliono fare i giornalisti immaginando di fare chissà che cosa. Adesso, al di là delle professioni che sono, a me piace occuparmi di moda, spettacolo, passerelle, quindi sognano questo mondo di luccichi, di sfarzo, di gossip. Ci sono gli altri che vogliono fare davvero la cronaca, che è massacrante, che è tanto di cappella a chi la fa, anche perché il ti giornalista chiede della responsabilità. È un po' come l'H24 per i vigili del se non fuoco. sai fare cronaca non sai fare niente. Mario, correggimi, cercando di capire la dinamica dei giovani, che probabilmente non vedono il classico giornalista come dici tu, ma probabilmente un personaggio divistico, popolare, perché molti giornalisti sono sempre in televisione. Ho chiesto e abbiamo chiesto ho paura anche che siano entrato in questo fascio. Ho chiesto e abbiamo chiesto anche questo. Allora, ci sono le questo. figure di Simona Venturi, la De Filippi, sono dei giornalisti. Ecco.
a metà. Beh, la De Filippi non fa il giornalista, dai. Chiaro, parliamo di talk che sono però L'avventura con un altro target. forse è anche giornalista. È anche giornalista. No, rispondo al fatto che segnalava il discorso divistico, il discorso del comodo, del ricco, del facile. Esatto. Sai di tutto, parli una volta di Ebola e un'altra volta di Totti, una volta di Britney Spears e il giorno dopo di pensioni. Questo non si può fare. Oppure lo fai perché hai un target di persone che ti ascoltano, che non vuole approfondire. Il giornalista è anche un'altra cosa. Condivido però totalmente. adesso vado a fare quello che entra in gamba tesa. La colpa è un po' di tutto quel sistema che è partito dai giornalisti che facevano i conduttori dei TG, che poi si sono spostati ai talk, e quindi diciamo il giornalista si è un po' allontanato dalla figura esclusivamente del raccontatore di storie e ha intrecciato lo spettacolo, insomma, no? Sposini piuttosto che gli altri. Adesso io ricordo Alberto Castagna con Stranamore. Castagna è morto, se non è morto un po' di fa. Ma c'era un altro anche di Rai 2. Prima di scomparire, Castagna è stato radiato dall'ordine giornalista. È vero, aveva commesso delle cose, non so, mi ricordo adesso. Faceva pubblicità, semplice, una cosa che noi non possiamo fare. Bravo, non possiamo. Se non mi ricordavo. Non possiamo. Questo nasce dallo scimmiottamento che noi abbiamo della gestione dei media che avviene ad esempio negli Stati Uniti, ma anche nel mondo anglosassone. Il famoso anchorman. Perfetto. Okay. Dove però lì c'è una cosa ben diversa. Se tu vuoi sapere le pruderie, i pettegolezzi, i gossip di chi sta con chi, di chi tradisce chi, come, quando, vai in una certa parte del giornale o addirittura solo in giornali di quel tipo. Se tu hai il Times, fai solo il Times, fai l'Herald Tribune, fai il Wall Street Journal e non vai. Il Sun a Londra tira 3 milioni di copie, un'enormità, e sanno se Balotelli si mette il dito nel naso. Dall'altra parte però c'è il Guardian che Balotelli lo mette in una breve, se sbatte, se si ubriaca, se fa, e ti fa 52 pagine dove ti dice se i tuoi figli o tu stesso avrai la pensione. Quindi noi abbiamo mischiato per la fretta e perché chiaramente c'era un business da cavalcare. Alla luce di questo mi stai dicendo che la professione del giornalista, perlomeno in Italia, ha un futuro un po' incerto proprio per questo errore che è stato fatto a monte del mischiare e non tenere i giornali ben identificati su un settore piuttosto che le testate, non solo i giornali, perché altrimenti questo intreccio, questa sottospecie di abominio avviene soprattutto qui nelle televisioni. Sono le televisioni che facilitano l'immagine che accompagna un concetto, un prodotto, un film, un profumo, un personaggio. Certo, assolutamente. Posso fare un inciso, visto che molto spesso si confonde. Io non sono un giornalista, no, perché molti presento il giornalista, non sono un giornalista. Faccio giallo. Il conduttore. Ma io non faccio informazione. Io sono un pensionato. Esatto. Io ho fatto politica, sindacato, come tutti sanno. No, perché io faccio il conduttore televisivo e radiofonico. Il mio hobby è una passione. Vedi, anche noi molto spesso, alla fine, anche con un programma come questo, ti imbatti nel parlare delle notizie. Ti imbatti, fai una comunicazione che è dirompente, a maggior ragione. E quindi io potrei chiederle almeno il pubblicista, almeno... devi provarci, c'è tutta una filiera da lo so, non lo faccio, non la farei mai perché non mi interessa. Potresti sempre farlo. No, dicevo che c'è una cosa che differenzia i due prodotti. Oggi a casa, se le cose che dite non piacciono, uno clicca il telecomando e vi spegne canale, così come può essere lasciato in edicola il giornale che racconta troppi gossip o racconta le cose in maniera sbagliata. Sapete cosa è mancato al giornalismo e sta mancando? La qualità. Numero uno. Numero due, il fatto che le fonti e le notizie che si scrivono vadano sempre verificate. Ecco perché Mario sovente stazionava in certi in senso nobile del termine. Una volta l'avevo visto in televisione, l'ho sempre raccontato. Volevo avere le notizie fresche del Cagliari. Era lì la tua presenza. La parte romantica una volta era proprio quando i giornalisti di grande spessore raccontavano come apprendeva le notizie, era proprio quella dell'informatore segreto, cioè della serie delle fonti. Delle fonti, no? Tu ce li hai, le coltivi, anche lì devi essere, c'è chi è bravissimo. A non farsene rubare poi. A non fartele rubare. Il giornalista ha molte facce. C'è quello che ha una scrittura brillante, quell'altro che magari è meno brillante ma sa fare un titolo di 6 parole che stiano in 4 colonne. C'è quello che sa andare a seguire un
una manifestazione degli studenti e ti tira fuori la storia, c'è quell'altro che invece è bravissimo a chiudere il pezzo a mezzanotte meno 20 quando dalla regia ti dicono che devi morire. Qual è allora il giornalista modello per te? Adesso tu hai elencato alcune prerogative, con una solida cultura di base, con una fame di voler arrivare, perché l'ambizione, che non deve essere smodata ma incastrata sobria, in un progetto, l'ambizione di voler andare avanti. Non hai mai orari e devi sapere che non hai mai la certezza che le cose che sai siano sufficienti. Allora, prima di andare in pubblicità, del voglio sapere due cose vogliamo fare. Quella di questo messaggio che poi tra poco metteremo a monitor per capire appunto cosa ci chiedono gli ascoltatori per Mario, ma sapere qual è stato il tuo modello di giornalista di riferimento nel crescere. Allora, nello sport sicuramente Emanuele Audisio. Ok, è quella che ha dato il là a tutto quello. Mentre ho avuto la fortuna di seguire per motivi di lavoro professionali sia il Lepri, Sergio Lepri, che è stato il direttore dell'ANSA per anni, l'ho incontrato al corso che si fa per diventare professionisti ed è stato un altro riferimento enorme. Poi le mie letture, se tu mi metti e mi dai ai 10 minuti cosa scegli di leggere, beh, sicuramente Gramellini, sicuramente Curzio Maltese, sicuramente Sebastiano Messina. Insomma, siamo lì. Abbiamo gli stessi giornalisti, invece l'italiano medio prende la Gazzetta. L'italiano medio prende la Gazzetta, alle spalle della Gazzetta dello Sport, ovviamente. Non ha l'italiano medio muore di calcio, muore di pallone, perché è facile, si può commentare senza stare ad approfondire. Però vi dico una cosa, la Gazzetta nelle pagine di coda ospita Altri mondi e poi una rubrica fatta da Giorgio Dell'Arte dove si spiegano il fatto del giorno. Lo sport c'entra quasi mai e lì, condensati in 4 colonne, si trova con una chiarezza, perché Giorgio Dell'Arte ha dietro uno staff di 30 giornalisti con una chiarezza esemplare, ciò che ci accade. Questo dettato dal famoso mischione che abbiamo detto all'inizio? No, da un obbligo che un giornale nazionale, che è il primo per tirature e vendite, con un'audience internazionale tra i primi 10 al mondo, deve dare ai propri lettori. La deontologia io questo per esempio non lo sapevo. Bravo Mario, ma deve funzionare, perché i giornali sono come scarpe, camicie, automobili. Se tu non le vendi, se rimangono in edicola, vuol dire che qualcosa non funziona. Le pagine, come dire, omnicomprensive che fa la Gazzetta funzionano perché c'è un feedback dei lettori. Non abbiamo un'altra ora per star qua, perché io vorrei adesso abbiamo un altro quarto d'ora. Tra l'altro la telefonica solitamente messa in scaletta a quest'ora non c'è, perché Elisabetta Sanna tra l'altro è qui con noi in redazione, potrebbe tornare e tornerà quando vuole e quando ci darà la possibilità, anche perché fa talmente tante cose anche nell'università, insomma, che ha la dimensione e il polso anche dei giovani, appunto, per quanto riguarda ciò che la comunicazione impone. Ma leggiamo questa domanda, questo messaggio, mettiamola a monitor così capiamo che cosa vogliono sapere. Cosa ne pensa Mario del meccanismo che porta i giornalisti a dedicarsi alla politica? Prima domanda. In particolare, è giusto che dopo l'esperienza politica ritornino a fare i giornalisti? Questa è una domanda tosta, non si è firmato, ma grazie. La facciamo, rispondiamo subito. No, rispondiamo dopo la pubblicità. Okay, così hai tutto il tempo. Noi abbiamo questo problema, questo obbligo. Noi, credo tutti quelli che fanno una televisione commerciale che non fa pagare un canone, ecco, perché quelli che fanno pagare il canone hanno altri introiti, ma sembra che non siamo li bastino. Nel mercato. Torniamo tra poco. Bene, 8:49, siamo tornati in diretta. Ho detto ci vorrebbe un'altra ora perché sono tante le cose. Rispondiamo però alla domanda, che rivediamo un attimo, così la riprendiamo, anche perché si è acceso la TV solo adesso. Mario Frongia, che è giornalista della Nuova Sardegna, giornalista della Gazzetta dello Sport, presidente dell'Ussi, qui ospite stamattina con noi, un po' per raccontarsi, perché in realtà questo è lo spirito per il quale l'abbiamo invitato. Sottoposto a queste due domande, in realtà, cosa ne pensa Mario del meccanismo che porta i giornalisti a dedicarsi alla politica, e in particolare è giusto che dopo l'esperienza politica ritornino a fare i giornalisti? Mario? Allora, la prima, diciamo che la risposta è un po' scontata. La politica è una scienza sublime, è che noi la immaginiamo e la leghiamo a malgoverni, ruberie, corruzioni, eccetera, però la politica è la scienza che permette agli uomini di stare assieme, totalmente, Mario. Ti aiuta a stare meglio, dovrebbe aiutarti a stare meglio. Partiamo anche dalla vecchia Atene, che era considerata sublime già 2500 anni fa. Quindi il fatto che si vada verso delle cose che sono appassionanti, ti permettono di progettare, di costruire,
di essere positivo nella società in cui vivi è fondamentale. Poi che ci sia l'ambizione, il troppo ego, il narcisismo, finti interessi. E secondo me adesso un po' gli si è ribaltato contro, anche tornando al mondo del giornalismo, tutta questa politica, tutto questo parlare solo perché di vedi politica. i numeri dei talk show politici stanno crollando, perché se ne fai 200 poi tra l'altro tutti troppi. uguali. Il martedì ormai Ballarocca si è doppiato, è diventato Ballarocca, adesso fa Giannino che è il giornalista della Repubblica, Giannini, e Massimo Giannini. E Floris che fa di martedì. Ma questo, come tutte le cose, si modificano nel tempo, perché viva Dio, il cittadino, la gente, come si dice, ma è abbastanza così strana, la gente cambia, la gente cerca altre cose, cerca nuove emozioni. Poi il fatto che possano tornare, io credo che questo riguardi il fare un'esperienza, se la fai in maniera pulita. Io credo che la domanda sottintenda un altro aspetto. Se io ho idee di sinistra, ho idee di destra, devo essere chiaro nel dirle, cioè non posso fare il paracarro. Non posso farlo, perché il momento in cui tradisco, per un giornalista, la reputazione e la credibilità sono essenziali. Quindi tu puoi tornare a fare il tuo lavoro, mi lasci in edicola se da politico ho calpestato le tue stesse idee perché ero di sinistra, mi lasci in edicola se ho detto che ero di sinistra e poi torno in un giornale di destra perché magari mi dà più denari. Quindi è una questione di chiarezza. Scalfari, ma prima di lui altri direttori hanno detto solo: non è vero che il giornalismo ha una logica, che i fatti separati dalle opinioni, l'avrete sentito 1000 volte, ma nella mia opinione io ti devo dire dove sto, tu devi capire come la penso, te lo dico chiaro. Se poi mi condividi, in parte, del tutto, mi stai appresso e sai dove andrò a parare. Se non mi condividi lo devi sapere e io devo essere onesto nel dirtelo. Mi piace il viola e non il marron. Se io lo dico, che problemi ci sono? Ma anche qui la politica della quale appunto stavamo parlando, e dei giornalisti che fanno insomma questo tipo di percorso e quindi si dedicano alla politica, poi tornano a fare giornalisti, ha dettato un po' il percorso stesso, perché i primi Volta Gabbana che hanno cambiato completamente bandiera sono stati loro, quindi dopo da lì è sdoganato tutto. No? Ottimo, perché l'Italia continua ad avere, chiaramente con la RAI che ha un controllo politico e dovrebbe avere una governance che si risponde agli inserzionisti e agli ascoltatori. Invece era abitudine che ad esempio dentro la RAI si dettasse legge sulle direzioni, e quindi questo snaturava, al di là dei governi ci fossero proprio i posticini stabiliti a seconda della pesatura politica in Parlamento. Vari partiti è chiaro che questa è una follia, non è gente libera, è gente che si china prima ancora che ti chiedano di farlo. Enzo Biagi diceva appunto che ci sono i servizi senza domanda, cioè gente che si mette in prona perché sa che deve essere sempre meglio essere dopo pronto. Però sono nati anche tutti quei giornali che erano governati non dal politico ma dall'editore politico che dettavano la linea, come anche dire. Anche questo lì è quello che devi scrivere, oppure quelli come io conosco, senza fare nomi, che hanno scritto per un giornale di destra ma filosofeggiavano, come dicevi tu, nella sinistra, insomma, quindi un po' follia, certo. È chiaro che questo sbalestra il cittadino. Che cosa cosa accade? Scusate, perché accade una cosa gravissima, che si perde di credibilità. Sì. Il giornalismo, la comunicazione in genere ha un ruolo fondamentale, è un contrappeso straordinario del potere, di tutto il potere economico, giudiziario, politico. Se tu sei uno che o è connivente o non è abbastanza forte, non è abbastanza solido, cosa accade? Che ovviamente sei meno credibile. Volevo fare una domanda, una cosa, però io vorrei spostare l'ottica della discussione. Fammi sottolineare questa cosa importante: perde di credibilità. Quindi si è perso di credibilità in questi anni? Sì, si è perso di credibilità. Uno per il problema che dicevi tu, ci sono stati giornali creati che hanno seguito proprio una linea politica ben precisa, con editori che nonostante una legge ne impedisse, ma si riesce a scavalcarla nominando terzi, si è riusciti a fare in modo che fossero i megafoni della politica e facessero, anziché informazioni, un'altra cosa, ovvero la propaganda. Ma la propaganda si fa in campagna elettorale. Bene, è stata soddisfatta la sua quasi domanda che voleva fare. Mi ha anticipato nella domanda la risposta. Adesso, io direi di cambiare l'ottica. No, io vorrei sapere. Sulla gestione. Sì, adesso poi dopo arriveremo anche a quello. Però due cose. La prima, come sta la stampa sarda? La seconda, così rispondi una via l'altra.
oggi a proposito di giornalisti che insomma fanno i conduttori e conduttori che anche se hanno magari il patentino di giornalista fanno i giornalisti, è normale che un Presidente del Consiglio vada a proporre, a parlare di un patto di stabilità e a raccontarlo in un talk show domenicale, o è una cosa che stride? Questa voglio sapere come opinione. Un'opinione strettamente personale, Cioè, quindi le cose, mancherebbe. parto da questa, guarda, negli Stati Uniti è accaduta una cosa che è monumentale, ovvero c'è una coppia di colore alla Casa Bianca. Sì, Ok? sì. Straordinario, Michelle rivoluzionario. Obama ha lanciato, ma l'ha fatta anche lui da Oprah Winters, l'ha fatto anche Obama Barack, ha lanciato il nuovo loro importante, il loro nuovo New Deal nella sanità pubblica, dove lì si pagano tutto, noi Sì, qui sì, sappiamo. deprezziamo, protestiamo, le file, i servizi di serie A, di serie B eccetera, rimangono i sistemi migliori. Adesso dico questa cosa, e lì negli Stati Uniti è una vera bolgia, muri per strada. Detto questo, l'hanno fatto con i giornalisti. Michelle Obama ha lanciato il programma Sì. L'obesità negli Stati Uniti è una piaga quasi quanto la Bravissimo. droga, è andata a raccontarlo in televisione perché sapeva Ok. che le mamme erano in televisione, quindi non lo so se strida, è il mondo che cambia. Ok, perfetto. No, ma io Perché infatti se non tu lo stavo- fai con una non conferenza stavo- stampa, con i piccoli giornali, arriva stavo- su luoghi e pagine che magari nessuno vede. Non stavo sostenendo che Renzi La- abbia io fatto lo- male no, ad andare a raccontarlo No, lì. no, ma dico, è una valutazione. Esatto, l'ha fatto puramente prima di Renzi personale. Letta, Berlusconi, cioè è Certo, ormai una certo, prassi che tu devi arrivare al bersaglio. In Cina si diceva non è importante che il gatto sia a certo. pois, bianco o nero, Certo. ma che prenda il Bravissimo. topo. Ma- Tu devi prendere il ma topo. dici bene, ma adesso che visto Aspetta, che- mi ha chiesto un'altra cosa, Ah, bisogna sì, dire. prego. No, Delicatissima, ferma, ma no, questa- brevemente, me ne chiamo che fuori, anche nel Mao senso, Zedong, ma la il grande sta- Mao Zedong, aspetta, Sì. nel 1950 aveva concesso a Radio Pechino una lunga intervista, stiamo parlando del 1950, quindi lo Occhio trovo che naturale. Magari trovi un ascoltatore che va a verificare Va se è il vedere, 50. lui le dice, e poi dopo, ma molto spesso anzi, Allora, la nel stampa 90% sarda, la dei stampa casi è sarda, buona. Matteo, è una domanda da 1001 notte. Questa è Sardegna 1, ne ha visto più di Bertoldo, colleghi con i quali ho lavorato e che mi hanno dato molta attenzione, sono qui da voi, insomma, voglio Certo. dire, però io, siccome come USI si partecipa alle riunioni che dice l'ordine dell'Associazione Nazionale della Stampa, senti delle cose che sono da tregenda. Perché Franco Sidi, che è il segretario nazionale della Federazione Nazionale della Stampa, racconta di cosa sta accadendo fuori. Poi dietro possono esserci manovre perché se tu fai prepensionamenti ottieni denari in sovvenzione allo Stato, hai televisioni che hanno spopolato ed erano gremitissime di inserzionisti che oggi ovviamente non ci sono più perché la crisi ha tarpato tutti gli sprechi e purtroppo qualcuno non capisce che invece se tagli la tua pubblicità ti stai tagliando fuori dal mercato. Certo, Comunque, chiaro. al di là di questo, quindi in ambito e su un contesto allargato, dico, la stampa sarda sta come mediamente sta la sua regione, la regione che rappresenta. Ci sono, e il vostro caso, il caso di Sardegna 1, non il vostro, è un caso emblematico di come sia stato davvero sciocco lasciar soffrire, perire e comunque non stare al fianco a una realtà, ma mi viene in mente anche altre realtà televisive, quale quella di Olbia, quale quella di Oristano, insomma ce ne sono tante realtà che erano fondamentali per l'innalzamento della cultura di questa regione. Le persone che non sanno sono sempre più povere, perdi tutte le partite. Sapere, conoscere ti dà una carta in più con chiunque. Certo. Se manca chi deve fare da medium, deve fare da traghettatore di queste cose, siamo tutti molto più poveri. Assolutamente, Condivido totalmente il messaggio è condivisibile. E la cosa che però porto alla luce, visto che lunedì abbiamo iniziato questa settimana con Igor Righetti, che è il pronipote di Alberto esatto. Sordi, conduttore del Scrittore. comunicativo su Radio 1 e anche il TG1. Docente anche universitario, Sì, beh. sì, anche lui alla LUIS, insomma, è Sì, un sì. docente di comunicazione. Diceva dai dati Auditel che il pubblico, e per questo la televisione si è appiattita verso il basso, il pubblico che sta davanti alla televisione, e non voglio assolutamente immaginare o pensare che sia veramente così, ma da quei dati ha la terza elementare, ha la terza media, c'è un pubblico basso e quindi i programmi si sono tutti appiattiti secondo quel pubblico. È un'altra delle funzioni che ha perso il giornalismo. Allora, in Italia mi pare si contino ancora quasi 5 milioni di analfabeti totali. Sì. I laureati in Italia non superano i 6 milioni. È vero, verissimo. Questa forbice è pazzesca, cioè tu devi dare delle risposte ai 5 milioni e guardare a quegli altri 6.
che probabilmente, ovviamente la cosa collide, stride, chiaro, perché devi chiaro. usare i linguaggi diversi, devi avere delle cose appropriate. A uno Certo. devi saper dire qual è il secondo principio della termodinamica, a quell'altro che metti il sale nel minestrone in queste dosi e non in altre. Siamo lontani, il paese ha bisogno ancora di essere trasportato, però un'altra delle funzioni perse del giornalismo era che tu devi aiutare il lettore a seguirti verso livelli più alti. Se appunto ti appiattisci e fai la gazzarra del mercato o del parcheggio che c'è di fronte al Bruzzu, con tutto il rispetto del mercato Sì, del Bruzzu, certo. stai portando non verso l'alto, stai portando verso il basso. Non trovi le aspettative che le persone possono augurarsi, perché tu, se la gente la stimoli nel modo giusto, il problema è spiegarle bene le cose, non pensare che siano inarrivabili. Certo. Chiudiamo col Cagliari, dai, veloci, Una abbiamo domanda, un minuto ecco, neanche, siamo già fuori. sinceramente, Dai. Per quanto concerne la gestione tecnica del Cagliari, questo Zemma pensa che possa rappresentare anche un progetto futuro per quanto concerne la nostra società? Zemma, onestamente. Assolutamente sì, da sposare con tutta la fiducia del mondo. Nonostante i 5 punti in 7 esatto. partiti, perché se avessimo avuto, non ci sono le controprove, ed è la certo, bellezza del calcio, esatto. avessimo avuto un Beretta, un Ficcadenti, un Deccani, avremmo 5 punti uguali. E se ci fosse stato Cellino avremmo già avuto 5 allenatori, quindi... Questo probabilmente, quindi per ciascun allenatore. Lui è Assoluta un allenatore, assoluta di fiducia Zemma. e pazienza. Muzzi mi ha detto ieri cosa hanno ti ha esordito detto? due ragazzini, una partita complicatissima del 96. Don Sa e Caio Quello è Rangel vero, sono sì. del Questo 96. è vero, nessuno L'avrebbe fatto Ficcadenti? L'avrebbe fatto Di Canio, no, Beretta? manco altri allenatori italiani. Bene. Ha dato La una risposta. pazienza, chiudo con una massima che Va è bene. ovviamente banale, ma la pazienza è la virtù dei forti, quindi speriamo che questo Assolutamente possa sì. essere davvero il riscontro nel proseguo del campionato. Grazie davvero, Grazie, ci vorrebbe Mario, grazie a un'altra voi, ora. grazie a È voi. stato Grazie. piacevolissimo chiacchierare Grazie a di voi. tante cose con Mario Frongia e Grazie. speriamo di riaverti presto, insomma, Molto quando ci volentieri. sarà Grazie, modo. Mario. Noi Molto chiudiamo volentieri. qui per oggi, domani torneremo alle 8 puntuali. Se vi siete persi qualcosa, alle repliche alle 21 Sardegna 3, canale 272 o 641 in base alla zona dove state e dove ci guardate. A luna di notte per i Nottamboli, canale 19 invece La Miraglia, Sardegna 1, di nuovo qui. Ciao, buon giovedì a tutti, a tutti. domani. Grazie, Ciao, a domani, alla alle squadra. 8. Stefano Ferra, Gigi Ferra, DJ Saluto a Fabietto. tutti, ciao Matteo, a domani alle 8 cari telespettatori, e sempre forza Cagliari!